Venezia verso il Capodanno. Cominciano gli allestimenti tra feste in piazza e party privati, nuova viabilità e calli a senso unico, con un occhio speciale quest'anno posato sul tema sicurezza. Previsti controlli straordinari, agenti in borghese. C'è un po' di timore in giro secondo lei anche per gli eventi internazionali? Sì, c'è un po' di timore, io lo sento qua con i clienti, però c'è anche un po' di rassegnazione, deve proprio capitare a me. Ero a Bruxelles quando sono successi gli attentati e sinceramente continuo a viaggiare tranquillamente. Mai aver paura. Venezia Centro Storico si prepara intanto al boom di turisti. Gli alberghi prevedono il 97% di occupazione tra venerdì 30 e domenica 31 dicembre. Gli hotel a 4 e 5 stelle i più richiesti. E così il comando della Polizia Municipale di Venezia ha firmato 2 ordinanze antitraffico. Oggetto sono la viabilità stradale in Piazzale Roma, ma anche quella dei pedoni per Calli e Campielli in Centro Storico. Dalle 19 del 31 dicembre alle 5 del 1 gennaio, in caso di notevole afflusso di auto in Piazzale Roma e dintorni, la Polizia Municipale potrà istituire il divieto di transito o di accesso in località Rampa Santa Chiara e Piazzale Roma. Ma interverrà anche dirigendo il traffico dei pedoni, potrà dirottarli istituendo delle calli a senso unico. Ma poi c'è sempre chi tutto questo preferisce evitarlo, prepara la valigia o il veglione casalingo. No, io a casa da amici, quindi una cosa molto semplice. E io a casa da parenti. Devo partire col moroso per la Toscana.